Eccoci insieme, buon pomeriggio da parte di Franco Segreto Replay, siamo arrivati al 21 dicembre 2020, si è giocato in Serie A, il Crotone ha perso 3-1 a Marassi contro la Sampdoria. Per quanto riguarda la Serie B ci sono state due sconfitte, è stato sconfitto il Cosenza a Cremona per 1-0, così come la Regina 3-1 col nuovo allenatore Baroni. La partita si è giocata poi alle 21:30 di sabato sera, causa Covid, quindi le due squadre erano un po' rabberciate per questa situazione che sicuramente non è delle migliori. E io prima di andare avanti e presentare l'ospite in studio, Stella Battaglia, volevo praticamente formulare le condoglianze alla famiglia del nostro caro amico, il dottore Francesco Agostini, che è venuto a mancare la scorsa settimana. Un caro amico col quale abbiamo passato tante belle giornate, così come tante serate insieme anche a Fabio Di Poeto, che salutiamo con Al Lupo Al Lupo. Lui era spesso ospite qui da noi a Teleeuropa, e quindi al figlio Pierpaolo avvocato e alla dottoressa Mariella, i loro due figlioli, e vanno le condoglianze di Teleeuropa Network. Alessandro Russo, ti presento, ricorderai sicuramente il nostro amico Franco Agostini. Sì, una notizia non configurabile dal punto di vista emotivo. Se ne va un grande amico, un grande professionista, e anche una immagine che negli anni d'oro del Cosenza ha frequentato. È stato anche dirigente, tra le altre cose. Quindi è uno di casa del Cosenza Calcio, e siamo davvero addolorati. Stella Battaglia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Franco, amici sportivi, buonasera e un benvenuto particolare da me, Stella Battaglia. Tutto pronto negli studi televisivi di Teleeuropa Network per un'altra entusiasmante puntata di Replay. Parleremo delle sfide calcistiche delle calabresi, valevoli per la 13ª giornata di Serie A Team, Serie BKT e Serie C. Un inizio settimana con statistiche in classifica a singhiozzo per il Cosenza, per la Regina, Vibonese, Catanzaro e ahimè anche per il Crotone, ultima in classifica. Poca aggressività sotto porta, forse dovuta dalla stanchezza o da qualcos'altro. Il Cosenza, come diceva Franco, non ha avuto vittoria neanche questa volta, forse ha sfortuna, forse poca rabbia in campo, forse non si è sulla strada giusta per comprendere chiaramente quali sono le tattiche migliori da utilizzare in campo per poi riuscire ad arrivare all'obiettivo principale, che è quello della salvezza. Non lo sappiamo, di questo e di altro ne parleremo in studio con il nostro ospite che abbiamo già presentato, Alessandro Russo, sì. Benvenuto, e un altro ospite che ci raggiungerà più tardi, anche gli ospiti telefonici. La parola a te Franco. Sì, allora hai detto tutto, Stella, hai detto bene. Io direi allora a questo punto di andare a vedere praticamente i risultati e la classifica generale. Partiamo naturalmente dalla Serie B, come dicevo la Regina ha cambiato allenatore, è andato via Mimmo Toscano, che salutiamo, e al suo posto il presidente Gallo ha ingaggiato Baroni, ex allenatore di Benevento, ha portato il Benevento in Serie A, poi è stato con la Cremonese, lo scorso anno è stato esonerato, quindi la Regina praticamente ha scelto Baroni. 3-1 in casa contro il Cittadella, vinceva per 1-0, mentre il Cosenza ha perso a Cremona immeritatamente, ha colpito un palo con Baez, poi vedremo anche gli highlights. C'è stato un gol di Idda che poteva essere anche convalidato perché si è parlato di fuorigioco. Poi vedremo anche appunto gli highlights di questa partita e di questo presunto, tra virgolette, fuorigioco. Alessandro, allora che partita è stata? Partiamo dal Cosenza, in attesa della prima telefonata, grazie. Ma che partita è stata? Io intanto guardavo la notizia che diamo fra un po'. Sì. Sicuramente è stato un Cosenza buono, non si può dire che questa squadra ha giocato a Cremona senza il piglio che le è solito, è una squadra, quella del Cosenza, in fiducia dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista tattico, ha fatto la partita, ha dominato in lungo e in largo, purtroppo ha perso intanto per una serie di circostanze legate ad un portiere, Volpe, scuola Juventus, che è stato il migliore in campo della Cremonese. C'è da dire che si sono fatti i soliti piccoli errori sotto porta, c'è stato pure un palo interno da parte di Baez che grida ancora vendetta. Cosa dire ad Occhiuzzi? Una grande partita, un risultato bugiardo, ma anche un segnale d'allarme, no? Il segnale d'allarme che se si gioca così bene e si torna sconfitti, evidentemente un motivo ci sarà. E il motivo dal punto di vista generale è sicuramente quello che
bisogna finalizzare questa bella manovra, no? Perché il Cosenza è piacevole. Immagino che oggi arriveranno tanti WhatsApp sul numero che adesso Stella ricorderà, perché tutti quanti ci fermano per strada, chiedono l'attaccante e noi poi lo giriamo il tutto, lo giriamo alla dirigenza. Ci sarà sicuramente da fare. È evidente che però il Cosenza, visto all'Opera Cremona, lascia ben sperare. È chiaro che il mercato di riparazione dovrà portare quei 2-3 elementi per mettere le cose a posto, perché non per fare i menagrammi, ma giustamente per fare analisi concrete e pratiche. Lo avevamo detto ad inizio stagione, lo andiamo ripetendo, questo sarà un campionato difficilissimo. Il Cosenza ha un'atmosfera positiva intorno, un bel gioco, però ha bisogno di piccolissimi correttivi ma efficaci. Siccome abbiamo un management molto avvertito e molto positivo, sappiamo che ci sta già muovendo. Ovviamente i supporter del Cosenza, per la loro parte, chiedono conto di questi interventi, e gli interventi probabilmente ci saranno a mettere a posto quei dettagli che però fanno la differenza, perché giocare così bene e perdere in maniera così grossolana non fa sicuramente bene né all'umore della piazza né alla classifica soprattutto. Grazie Alessandro. Allora vediamo, buon pomeriggio ad Ezio Luzzi. Grazie Ezio per essere con noi. Buon pomeriggio a tutti voi e ai vostri ascoltatori. Una voce mitica, Alessandro, tutto il calcio minuto per minuto, che bei ricordi con Ezio Luzzi. Buonasera Ezio Luzzi, noi siamo davvero, come si può dire, siamo cresciuti alla voce di Ezio Luzzi, che ha dato melodia alle nostre domeniche, a tutte alle nostre avventure, prima da utenti e poi anche da giovani giornalisti, ora da giornalisti un po' più collaudati, e quindi abbiamo sentito dal ritmo di quelle parole rendersi visibile il mito del pallone, ci ha fatto innamorare anche del modo di raccontare questo calcio. È un poeta dell'etere e noi lo ringraziamo per quello che ha fatto. Un poeta, è uscito anche il libro Il mio calcio minuto per minuto, tutto il calcio minuto per minuto, vero Ezio? Sì, il mio tutto il calcio minuto per minuto. Perché ho detto il mio perché io l'ho visto nascere, ho collaborato, sono stato uno dei primi lì insieme a Moretti, insieme a Bazzauri, insieme agli altri, e lì c'ero anch'io per mia fortuna. Sai chi c'era pure, che qui a Cosenza ogni tanto ci sentiamo per telefono, il grande Emanuele Giacoia, che salutiamo. No, Giacoia, come no? Giacoia era uno di quelli che ogni tanto faceva la radiocronaca, un pezzo di radiocronaca. Sì. Allora, allora cominceremo a leggere il tuo libro da domani, Mi fa molto piacere, sono veramente, anche perché poi vi ci ritrovate dentro, anche se non sono citati tutti perché ci sarebbe voluta un'enciclopedia, vero? Però lì dentro c'è il pathos, c'è l'umore, quello che era la provincia all'epoca, insomma, no? Che era una cosa completamente diversa. Quando io sono arrivato in Serie B, che è stato un caso, ma poi ci sono arrivato grazie a Guglielmo Moretti eccetera, che mi ha spinto, ed era tutta una cosa che andava tutta riorganizzata. Io credo di avergli dato un po' così di dignità, soprattutto alla Serie B di allora, che nessuno la voleva fare, tra l'altro, poi nessuno ne parlava, la schifavano tutti. E invece quello era ho sempre detto, il campionato più bello del mondo. È il più difficile, perché passava attraverso le 4 stagioni, se voi avete fatto caso, cominciava in autunno e tornava e finiva nuovamente l'autunno successivo praticamente. Che campionato di B era quello, Ezio Luzzi, e quello di questa, diciamo, di questi anni, gli ultimi? Le differenze? Beh, le differenze sono diverse, perché a parte il fatto che il calcio è completamente diverso, ma anche i protagonisti sono di altra stoffa, insomma, no? All'epoca questo era il serbatoio naturale del calcio italiano, no? Perché qui nascevano i campioni, no? Io mi ricordo Paolo Rossi col Vicenza, le prime volte che l'ho visto giocare e le prime volte di cui ho parlato, tra l'altro di Paolo Rossi, che poi è capocannoniere, e poi ho avuto la fortuna di seguirlo ai campionati del mondo, raccontare i suoi gol al Sarria, lì a Barcellona, eccetera, capito? Però era un campionato diverso, quello era veramente il serbatoio del calcio italiano. I grandi campioni nascevano da lì. È inutile che ce lo nascondiamo. Sentiamo Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport che vuole porti una domanda. No, volevo raccontare e chiedere, insomma, pure dell'atmosfera della provincia. Io allora giovane studente universitario, ora non più giovane studente universitario, però ricordo da Firenze che aspettavo le partite
delle calabresi, in realtà, soprattutto quella del Cosenza, all'epoca giocava Padovano, giocava Venturin, Marulla. Esatto. Marulla, ma insomma, sono Marulla, quelle atmosfere certo. e ricordo il pathos, che dice proprio Ezio, il pathos di aspettare fino all'ultimo che desse la linea o a Cosenza o al campo collegato al Cosenza, Vero. perché speravamo in una novità. Sì. Ma tu sei Pagliuso? No. No, io sono Alessandro Russo del... Pagliuso lo stiamo aspettando, guarda lo caso stavo hai indovinato, stiamo aspettando perché io- Luca Pagliuso che sta Non l'avevamo rientrando ancora- da Pisa. Non l'avevamo ancora menzionato, ci Eh ero sì, rimasta perché la tu sorpresa. sei venuto un paio di volte a Cosenza sotto la gestione Pagliuso, mi hai fatto anche un'intervista in un Cosenza Genoa, ricordo, se non ricordo male, in un pre-partita. Sì. No, ma io mi ricordo, ho un grosso ricordo di Pagliuso, perché mi ricordo che quando lui diventò presidente lì del Cosenza, dove c'era un po' di confusione di cose eccetera, mise le cose a posto effettivamente, e questi sono i miei ricordi. È Che vero. sono passati Senti 50 Ezio, anni. una domanda Capito? volevo farti. Sì. Per quanto riguarda Regina e Cosenza, la Regina è un po' in crisi, ha cambiato allenatore, è andato via Toscani, è arrivato Barone. Come lo inquadri tu questa situazione del presidente Gallo? Ma guarda, io per quello che ho visto poi le partite, io continuo a seguirle ovviamente, no? Sì. Per quanto riguarda la Regina mi pare che in effetti non c'era niente da fare, perché il Cittadella, che si è imposto per 3-1 praticamente, Sì. ha dimostrato di avere uno schieramento molto più valido, molto più forte, una squadra che può lottare veramente per la promozione in Serie A, almeno per i playoff eccetera. Il Cosenza invece, ti dirò, è stato molto sfortunato, ha avuto belle occasioni, A non Cremona. gli hanno dato un calcio di rigore che a mio avviso c'era, tra l'altro. Il calcio e di- quindi esatto. praticamente ha perso questa partita, capito? Ma E poi c'è sono stato squadre, annullato un ad gol, ogni modo, scusami, è che stato annullato un dovranno gol a Id che lottare- è più è parso è stato annullato un gol al difensore Id che ai più è parso regolare, l'arbitro lo aveva sì, è convalidato. vero. E quindi... È vero. E poi c'è questo Eh. allenatore molto giovane, Occhiuzzi, che è un emergente di cui si dice un gran bene, uno che sa il fatto suo, insomma. Ma Occhiuzzi ha fatto già, quanto ha fatto? 10-12 punti mi sembra, no? Sì, ha Quanti fatto punti ha la praticamente Regina? 12 punti in 13 partite, In esattamente. 13 partite, sì. Ezio, cosa vuoi dire ai tifosi della Calabria? No, di seguire continuamente la squadra, poi tra l'altro mi pare domani si gioca nuovamente, no? Sì. La Regina va sul campo dell'Anne Rossi Vicenza, che per me è sempre la squadra di Paolo Rossi quella, perché è vero. lì praticamente come E il che mi hanno Cosenza giocherà in raccontato. casa contro un brutto cliente contro- che è il Venezia. E il Venezia, esatto, un brutto cliente che è il Venezia. Io direi di stare vicino alle squadre, di seguirle sempre, insomma, nel bene e nel male di sostenerle, perché la forza è proprio quella, sono i tifosi, soprattutto della provincia, guarda, io dico che... Speriamo di riaverli praticamente, allo stadio quanto prima i tifosi. certo, io me lo auguro, sicuramente, certamente. Grazie ad Ezio Ok. Luzzi e col suo nuovo e ultimo libro, il mio tutto calcio Tutto il minuto mio per minuto. calcio minuto per minuto. Grazie, Compratelo e regalatelo tra l'altro, perché sarà anche un bel regalo di Natale oltretutto. Scusate, Ezio, grazie per essere stato con noi al Replay. Ezio, auguri di buon Natale. Grazie a tutti voi, un grande abbraccio. Grazie, Forza Ezio, sempre, grazie. Calabria, Ciao, forza. ciao. Ok. Allora, Alessandro, visto che l'emozione c'è, Vabbè, sicuramente. l'emozione c'è, sentire Io ho questa citato- voce, come ma hai detto tu sicuramente. da ragazzi alla radio lì. Quello che raccontavo io mi ricordo benissimo quegli anni, no? Gli anni proprio quando ero studente universitario, era il nostro metodo, il nostro collegamento con l'universo della nostra squadra, e c'erano questi collegamenti, e ricordo sempre con ansia che aspettavo che Ezio Luzzi desse la linea a Cosenza, dico, È vero. per un risultato, per un gol, per qualcosa, chiuso nella mia Beh, assenza. ricordo e salutiamo anche Emanuele Giacoia, insomma, Ma visto che l'ha sicuramente citato. il prof che è prof stato Giacoia, direttore sì. responsabile al quotidiano, per quanto mi riguarda, quando io ero al quotidiano negli anni d'oro del giornale, che continua con grande orgoglio anche adesso, e Giacoia insomma aveva anche lui una voce non melodica, di più. E lo avremo qualche volta anche con noi. E allora Stella, andiamo a vedere questi risultati con la andiamo a classifica. vedere i risultati della 13ª giornata. Vediamo se la regia ce li manda. Ok, Eccola là. benissimo. Brescia-Reggiana 3-1, Chievo-Empoli 1-1, Cremonese-Cosenza 1-0, Frosinone-Salernitana 0-0, Vicenza-Ascoli 2-1, Lecce-Pisa 0-3,
Pescara Monza 3-2, Regina Cittadella 1-3, Venezia Spal 0-0, Virtus Entella Pordenone 0-1. Ricordiamo che c'è l'anticipo questa sera del di prossimo turno, Salernitana Virtus Entella, che anticipa la 14ª giornata Poi andremo a di vedere campionato. anche più in là il prossimo Andiamo turno. a vedere la classifica di Serie B, eccola qui. Al comando troviamo Empoli con 26 punti, a seguire Salernitana 25, Frosinone 24, Cittadella Spal 23, Venezia 22, Lecce 21, Monza 20, Chievo 19, Brescia, Pordenone e Pisa 17 punti, Vicenza 15, Reggiana 14, Cosenza 12, Cremonese 12, Pescara 11, Regina 10, Ascoli 6, chiude la classifica Virtus Entella con 5 punti. Grazie alla regia. Grazie Stella. Allora Alessandro, che cosa ha detto questa 12ª giornata in generale? E poi ci focalizziamo naturalmente, come abbiamo detto prima, su Regina e Cosenza. Che la Serie B non ha Chiedo scusa, possono interagire con i nostri amici, con certo, il WhatsApp? Certo, ricordiamo un attimo il nostro numero per poter interagire con noi, sempre meglio leggerlo, 345 921 1221. Abbiamo già ricevuto tantissimi messaggi, abbiate pazienza, il tempo che termina Alessandro chiaramente di parlare, di informarci del nostro calcio, e leggeremo i vostri messaggi. Vai Alessandro. Che la Serie B è un campionato senza terra nel Legge, senza quartiere. Lecce-Pisa 0-3 è un risultato che dice tutto sulla situazione della Serie B. È un campionato dove tutti possono vincere e perdere contro chi che sia. E questo certifica il dato che bisogna stare attenti in alto e in coda. Anche se il campionato, se guardiamo la classifica, si è già polarizzato. Si è polarizzato in maniera netta. Vogliamo rivederla la classifica? Basta guardare la classifica e ci rendiamo conto che è un campionato polarizzato per alcuni motivi molto precisi. Intanto in alto si sono già messe squadre importanti, come la Salernitana, il Lecce, la Spal, l'Empoli, il Frosinone. Sono lì perché sono le squadre più forti e perché hanno investito e hanno messo su delle compagini importanti e sono dall'altra parte della classifica, come lo stesso Venezia. Non so se riusciamo a vederla questa classifica, così magari diciamo qualcosa di più compiuto. Ci manda la classifica, la possiamo dall'altra parte della barricata non vedo grandissime sorprese, perché notiamo già le squadre che dovranno contendersi la Serie B, cioè la permanenza in Serie B, e tra queste c'è anche il Cosenza. E in questo, ecco la classifica, grazie a Leonetti. Cioè non c'è mezza sorpresa. Dalla parte sinistra quelli che lotteranno per l'A, dalla parte destra forse escludiamo il Pordenone che voleva fare qualcosa di meglio, ma è lì a 17 come il Brescia. Sono quelle squadre che sono dall'altra parte della barricata. La Serie B è un territorio senza legge, ma poi a un certo punto diventa inflessibile. Perché? Perché alla fine dei conti, all'inizio del campionato, tolta la Cremonese, era chiaro che queste erano le squadre un po' più incriminate per tirare fuori l'orgoglio e la baionetta per uscire fuori dalle sabbie mobili. Cosa dire? La sorpresa è la sconfitta del Monza, roboante, ma il Monza Pescara si è rimesso in gioco, è borderline. E poi c'è questo Brescia che con Dionigi adesso pare che si voglia riprendere. Il Brescia chiaramente ha un potentato economico alle spalle, ha un presidente sangue arena adorabile come Cellino, che sa quello che vuole, sa quello che deve fare. La sorpresa è che ancora il Lecce non sia in testa alla classifica, ma sono pochi punti che la distaccano dalla Alessandro, mi fai sentire qualche messaggio, che c'è qualche domanda pure per te? Perfetto. Sì, vado a leggere qualche messaggio perché ce ne sono davvero tantissimi. Allora, l'attaccante ovviamente dovrà essere preso, ma chiedo al Russo, considerato che Buama, Basacò, Porrelli sono destinati a tornare al mittente, occorreranno almeno 2 centrocampisti, considerato che Bruccini andrà via, e bisogna far respirare gli inamovibili Sciaudone e Petrucci. Cosa ne pensi? Che sicuramente abbiamo un direttore sportivo che è deputato a fare queste scelte, io non lo so se Sacco andrà via, se Ciò andrà via. Borrelli, Bois. Bois non lo so. Questo è nell'immaginario collettivo dei tifosi, vorrebbero che questi ma non è che sono cose che si fanno ancora in cerca, diciamo, di una loro... in prestito, Bois idem. Che fine ha fatto Ba? Che fine ha fatto? L'abbiamo visto Ce in lo campo. chiedo. È un giocatore che ha gamba, però questi giocatori francesi hanno anche queste caratteristiche, sono un po' mobili
nella loro dinamica. Ti chiedono, è possibile che qualcuno di questi possa andare via per prendere gente di categoria, gente praticamente esperta che possa far fare al Cosenza un salto di qualità importante e non soffrire come nella passata stagione? Questo è il senso... La squadra va rifinita, Franco, tu me lo insegni, è come palese che la squadra vada rifinita, non c'è bisogno di aggiungere altro al desiderio della città e al desiderio degli addetti ai lavori, che ovviamente vedono questo Cosenza giocare un grande match e poi a ritornare con le pive nel sacco non piace a nessuno. C'è da dire che però la squadra è in fiducia dal punto di vista del modo, dell'atteggiamento, è in super fiducia, questo fa male. E poi le occasioni, parliamoci chiaro, il primo tempo se il Cosenza avesse chiuso in vantaggio, cosa si poteva dire? Niente. Alessandro, ti saluta zia Elio Principato, come sempre da noi. Volevo chiedere ad Alessandro Russo, che saluto, se l'uscita di Petrucci e quella di Sueva è stata non consona a quella che era praticamente la dinamica della gara. Allora, il signor Principato, che chiaramente è uno storico, ma lui ha spinto per Petrucci e Sueva, ha avuto ragione? Ci mancherebbe. Ha avuto ragione Elio. Elio ha una grande esperienza e non solo calcistica. Anche su Sueva. Questo volevo dire. A proposito di Sueva, il ragazzo già da tempo è seguito dall'avvocato Daniele Piraino e da Rosina. L'avvocato Daniele Piraino è l'avvocato di cura di Avarà, che cura Vasquez, che ha molti giocatori importanti, anche Carbo e tanti altri a Berami, al Genoa. C'è Rosina che insieme all'avvocato Piraino curano gli interessi appunto di Sueva. Sueva che, qual è la notizia? Non ha ancora un contratto da professionista, non ha un contratto da professionista e giusto per intenderci potrebbe essere spostato all'estero e il Cosenza potrebbe perderlo senza contratto. Questo dice la norma. Ma l'entourage di Sueva chiaramente fa sapere che il contratto non è importante ed è sicuramente... Quello importante è che Sueva giochi e che si rafforzi. Chiaramente è un giocatore che è appetito, no? Perché, parliamoci chiaro, sto ragazzo ha sorpreso tutti, anche il sottoscritto. Ha sorpreso anche me. Non l'ho visto, non l'avevo mai visto in campo, sembra un veterano, un giocatore forte che ha sfiorato il gol. È uno su cui bisogna puntare sto ragazzo. Inutile, quando l'Arsenal prende un 17enne e lo butta in campo e diventa titolare, o lo fa il Sassuolo con Raspadori, o lo fa qualcun altro, lo fa il Torino con qualche altro giocatore. Mi è piaciuto ieri quel Piccoli con l'Atalanta dello Spezia, sai? Ma ce ne sono 2001, tanti, ci sono tanti giocatori 2000-2001. Allora, questo Sueva è nostro, è un giocatore importante. Petrucci diceva Elio Principato. Petrucci si vede, è il faro. Come si può dire, è il Rivière dello scorso anno, si vede che è un giocatore di una classe sopraffina, gioca un altro tipo di calcio. Forse ormai a quel punto era un po' stanco, se vogliamo. Forse non aveva i 90 minuti. È chiaro che Petrucci è il giocatore che mai nessuno dovrebbe togliere dal campo, ma Occhiuzzi merita massima stima anche per le scelte che fa, perché dimostra di saperci fare. Massima stima per Occhiuzzi, Stella Battaglia a te. Sì, vi lasciamo qualche minuto per andare in pubblicità, non cambiate canale. Allora, seconda parte di Replay, 21 dicembre 2020, Stella, siamo già arrivati a Natale. Siamo a -4, siamo quasi vicini al Natale. Come da cosa? Dal giorno di Natale, con tutti questi in una trasmissione calcistica. DPCM, decreti, semafori verdi, giallo, rossi, non si capisce. È vero, non si capisce più nulla. Allora, guarda, Stella, che facciamo adesso? Vogliamo andare a vedere gli highlights? Sì, al rientro dopo la pubblicità richiediamo alla regia gli highlights di Cremonese e Cosenza. Un'altra beffa, una delle tante in questo scorcio di stagione per il Cosenza, che anche a Cremona paga a caro prezzo qualche errore sotto porta. La sfortuna è una sola distrazione. Finisce 1-0 per i grigiorossi allo Zini, ma sono i lupi a collezionare più occasioni gol e a tenere il pallino del gioco per l'intera partita. I padroni di casa si vedono in avvio con il colpo di testa di Bianchetti da corner, poi si eclissano per una decina di minuti, durante i quali i rossoblu di Occhiuzzi vanno 2 volte vicino al vantaggio con gli Ozzi. L'estremo difensore lombardo nega all'ex Monza il gol sul colpo di testa ravvicinato, poi viene graziato quando Baez riparte veloce e imbecca il compagno che sopra bene al limite dell'area ma non inquadra lo specchio. La Cremonese ringrazia da primo affondo, va in vantaggio. Il destro di Pinato incoccia sul palo prima di insaccarsi. La reazione dei lupi è immediata, scambio tra Baez e gli Ozzi, corridoio per l'uruguagio che batte a colpo sicuro ma il suo destro si stampa sul palo a Volpe battuto. Ci provano Bittante al volo sui sviluppi di un corner ma un difensore sventa e Sueva che da posizione defilata trova pronto Volpe.
Nei minuti finali del primo tempo ancora protagonista Bittante che colpisce di testa senza riuscire a inquadrare lo specchio. Nella ripresa subito pericoloso il Cosenza con la girata di Petrucci che si infrange sul corpo di un difensore grigio-rosso. Un'azione per tempo per la cremonese, in contropiede Selar ha la chance per raddoppiare ma calcia al lato. Il Cosenza ci prova in tutti i modi. Sciaudone e Corsi protestano per interventi dubbi all'interno dell'area di rigore grigio-rossa, ma è uno degli ultimi assalti che lascia tanti dubbi in casa silana. Idda approfitta di una conclusione di Balulì e la mette dentro, ma l'arbitro annulla su segnalazione dell'assistente di linea per una presunta posizione di offside. Inutili le proteste, i replay non supportano la tesi della terna e l'11 di Occhiuzzi deve arrendersi ancora una volta, non dando continuità al risultato di Ascoli. Adesso 2 gare interne per rimettersi in moto. Sono e siamo arrabbiati perché è ingiusto perdere una gara del genere, onestamente. Però quello che è stato bisogna già guardare al Venezia, anche perché tra qualche giorno rigiochiamo, quindi portiamo in campo questa arrabbiatura, la porteremo in campo. Non voglio parlare di sfortuna perché non credo tanto a queste cose, quindi le partite le devi mettere tu nel verso giusto. Dispiace, ripeto, più che dispiace, sono arrabbiato, siamo arrabbiati non aver almeno pareggiato questa gara. Dispiace perché a volte qualche episodio ci va contro, però sapete che io non parlo di alcune cose, però mi dispiace tanto. Insomma. Di finalizzare si finalizza, deve entrare dentro, perché si crea e si finalizza, perché a volte si confondiamo, si crea gioco, noi si finalizza, siamo per statistica una delle squadre che fa più tiri in porta nell'area di rigore, quindi è giusto precisare un attimo questo, ma non per portare acqua al mio mulino assolutamente, perché dobbiamo continuare su questa strada e dobbiamo capitalizzare le finalizzazioni che si fanno. Gioca bene la squadra, diceva Roberto Chiuzzi, bisogna capitalizzare, bisogna naturalmente concretizzare la mole di lavoro che la squadra svolge nel corso della gara, metterla dentro, signori miei, perché se non si mette dentro la palla il Cosenza finora è rimasto, caro Alessandro, sempre con un pugno di mosche in mano. Ci chiedono di Idda, che cosa hai visto? Ma certo non ho la linea del VAR. Dubbio? È dubbio. Gol dubbio? Millimetri, centimetri. Dispiace vedere questo gol che sembrava la risoluzione dei problemi del Cosenza annullato. Il Cosenza ha fatto di tutto, più nel primo tempo che nel secondo. Roberto dice che bisogna concretizzare, Occhiuzzi, no, ed ha ragione. Gliozzi è in crescita. Prego Franco. Sì, continueremo dopo. Allora abbiamo Tonino Raffa? Tonino Raffa, amico Tonino, buon pomeriggio, che bella rimpatriata oggi, Vi ascolto perfettamente, un saluto. Prima di te c'è stato Ezio Luzzi, abbiamo parlato del suo libro Tutto il mio calcio minuto per minuto. Sì. Tutto il mio calcio minuto per minuto, con prefazione di Arrigo Sacchi. Alla prefazione di Arrigo Sacchi e la postfazione di Emanuele Dorto, è un libro che sta andando. Allora, stavamo parlando con Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport qui in studio. Tonino, insomma, delle calabresi, stiamo parlando del Cosenza, di quello che è successo a Cremona e poi con te ne parleremo dopo, però volevo introdurre il discorso Regina. Questa crisi della Regina, il presidente Gallo ha cambiato Toscano, è arrivato Baroni, prima partita via Covid da una parte per il Cittadella, Covid per la Regina, vinceva la Regina 1-0 e poi praticamente è terminata 3-1 per la formazione di Venturato che è rimasto in albergo, in isolamento perché anche lui colpito dal Covid-19. Sì. Come la inquadriamo, caro Tonino Raffa, questa situazione della Regina? Ma direi che la possiamo inquadrare questa situazione con le difficoltà di un campionato che è lungo, micidiale, massacrante, nel quale può succedere di tutto, può succedere anche che società che hanno investito molto sul mercato poi alla fine si trovino a dover fare i conti con la durezza di un campionato che è quello che guardate un attimo anche quello che sta succedendo a Monza. Il Monza doveva fare un sol boccone di questo campionato, galleggia più o meno a metà classifica e stenta a trovare la quadra. È reduce da qualche brutta delusione, però se facciamo il conto di tutto quello che ha investito in Monza,
forse nemmeno una squadra di provincia di Serie A avrebbe a disposizione tante risorse. È la bellezza di questo campionato, ma direi anche le difficoltà e le complicazioni che il torneo presenta. Sono cose sotto gli occhi di tutti, per cui essendo ancora una stagione molto lunga occorre rivedere molte cose, non tante volte con i grandi nomi non si fanno grandi campionati, una squadra è il risultato di tanti equilibri. La notizia in Serie A è che Ballardini ha sostituito Maran, per esempio, no? Ormai anche Preziosi ci ha abituato a Genoa, è la quarta volta che torna Ballardini. Giusto come dicevi tu, non è che poi con i cambi spesso e volentieri insomma, si raggiunge l'obiettivo, insomma. Sì, tante volte sai, si cambia l'allenatore perché non puoi cambiare 20 giocatori ed è quello che alla fine diventa... Questa regina come la vedi? Troppi personaggi in cerca d'autore nello spogliatoio, per farmi capire meglio? Ma non lo so se esattamente sia questa la fotografia. Noto che la squadra ha tante difficoltà, soprattutto nella zona centrale del campo, che doveva rappresentare il reparto più importante. Come sappiamo, in una squadra il centrocampo è il motore di tutto, protegge la difesa e alimenta l'attacco. La difesa è diventata una banda del buco, è una delle più perforate con 21 reti. L'attacco è uno dei più anemici del campionato, con appena 12 reti. Un attacco che avrebbe potuto schierare Menez e Denis, francamente nessuno di noi avrebbe immaginato delle cifre così modeste. C'è tutto da rivedere, tutto da rifondare. E probabilmente la prima cosa che bisognerà recuperare è l'aspetto mentale. Quindi parli della regina, c'è tutto da rivedere, hai usato questo verbo, è tutto da rifondare. L'aspetto mentale soprattutto, perché a livello mentale è la testa che comanda le gambe. È la testa che comanda le gambe. Allora, diamo subito spazio ad Alessandro Russo che vuole fare una domanda a Tonino Raffa. Prego. Sì, Tonino, intanto prima c'è stato il Soluzio, ho detto... Quando ero studente universitario a Firenze aspettavo il collegamento del Cosenza o della Regina per il gol, spesso e volentieri arrivava con un collegamento di Tonino Raffa, insomma io studente universitario sognavo nascosto dietro la radiolina. A parte questo Amarcord, sì. A parte questo Amarcord, le due linee delle due calabresi, da una parte una Regina che ha investito molto puntando al massimo, dall'altra parte un Cosenza sperimentale che è al terzo anno consecutivo in Serie B. Secondo te qual è la linea migliore per affrontare il campionato di B dall'alto della tua esperienza? I nomi o cercare di fare una squadra sperimentale? La via migliore è quella di avere un progetto e di avere consapevolezza delle difficoltà, perché è un campionato nel quale le trappole sono sempre dietro l'angolo. La prima via è quella di costruire un ambiente, perché senza un ambiente non vai avanti. L'ambiente è come le fondamenta di un palazzo, no? Un palazzo senza fondamenta non sta in piedi. E poi fare sempre degli innesti mirati, ripeto, non sono i grandi nomi che fanno grandi le squadre, possono servire però all'interno di un progetto nel quale ti possono dare quel qualcosa in più che fa la differenza e che può risultare decisivo. E guardate il Milan in Serie A ha un progetto, adesso vince senza Ibrahimovic, sembrava che avesse trovato il totem al quale aggrapparsi, invece Pioli sta dimostrando di avere una squadra in grado di vincere anche senza Ibrahimovic. E guardate al contrario quello che sta avvenendo in altre due grandi piazze come Torino, Sponda Granata e Firenze. È vero. Nessuno può mettere in dubbio le grandi qualità di tecnici come Prandelli e come Giampaolo, eppure si trovano in ambasce perché evidentemente... Torino va molto di moda adesso questo Milan formato Arsenal, che poi secondo me è la linea giusta per il calcio contemporaneo. Molti giovani, il progetto e un allenatore che fa giocare la squadra. Vero. Evidentemente hanno azzeccato tutte, una squadra che non perde da 25 giornate, se teniamo conto tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di questa stagione. La verità è questa. Tonino, seguiremo Regina e Cosenza naturalmente con le nostre trasmissioni, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, auguri naturalmente di buon Natale, grazie per con affetto. la tua partecipazione. Ciao, con Tonino. grande affetto e stima.
È arrivato Luca Pagliuso. Sì, infatti volevo ringraziare per aver accettato il nostro invito all'ex dirigente del Cosenza Calcio, Luca Pagliuso. Benvenuto Luca. Grazie Luca, so che stai arrivando da Pisa, Ha fatto i salti eccetera, mortali ritardi per essere aerei nostro e compagnia cantante. Allora, abbiamo focalizzato il discorso su Cosenza e Regina, questa battuta d'arresto del Cosenza Cremona, pur giocando bene, e la Regina che nonostante il cambio dell'allenatore è arrivato Baroni, insomma, contro il Cittadella ha beccato un tris 3-1. Intanto ben trovati a tutti, scusate un po' per il ritardo, entriamo subito nell'argomento. Io ho già espresso una mia idea in merito al Cosenza. Prego. Io credo che il Cosenza, allora intanto il campionato di B quest'anno è un campionato molto molto particolare, non è più il campionato di una volta dove c'erano le 5-6 squadre nettamente più forti delle altre e poi dopo un campionato secondo, diciamo. Questo è un campionato molto particolare dove ogni partita nasconde delle insidie e ogni partita rimane una partita difficile, lo testimonia il fatto che il Lecce ha perso 3-0 in casa col Pisa l'altro giorno, ma anche il fatto che il Cosenza abbia vinto a Frosinone e poi abbia perso in casa con la Reggiana, vi fa capire che ogni partita va valutata con attenzione. Credo che il Cosenza abbia a suo favore un grande impianto di gioco, quindi merito a Roberto Chiuzzi di aver dato alla squadra grande solidità. Mi sembra una squadra molto solida che non prende gol, che sa giocare a calcio, che tiene bene il campo, quindi non credo che il Cosenza possa avere grossi problemi quest'anno a tirarsi fuori dalle secche della classifica. Quindi vedo una squadra organizzata molto bene, è una squadra collaudata che sa giocare. Ha un piccolo neo, cioè il problema è che il Cosenza non realizza molto. E anche facendo delle chiacchierate affettuose con il mio amico Alessandro abbiamo dibattuto tante volte sul fatto che purtroppo poi per vincere le partite serve far gol. E il Cosenza forse ha questo limite. Se a gennaio si riesce a dare una mano alla struttura tecnica del Cosenza, senza nulla togliere agli attuali attaccanti che ci sono, però dando ad Occhiuzzi un giocatore che possa trasformare il lavoro fatto dalla squadra, secondo me il Cosenza risalirà molto velocemente alla classifica e mi sento di dirlo con assoluta convinzione. La Regina invece a me non mi ha mai dato la convinzione di essere questo organico così decantato, quindi nonostante l'ottimo lavoro di Toscano, che ritengo uno dei migliori tecnici, evidentemente la squadra ha dato vita a dei problemi perché ce li ha. E non credo che con il cambio dell'allenatore riescano a risolvere i problemi. Io vedo il Cosenza nettamente più squadra della Regina. Cosenza nettamente più squadra della Regina, dice l'ex dirigente del Cosenza Luca Pagliuso. Allora andiamo con i messaggi, ne arrivano tantissimi e poi sentiamo Malena per parlare anche di Catanzaro e Vibonese, 2 pareggi di Serie C. Vai. Abbiamo bisogno urgentemente di un giocatore che finalizzi la mole di gioco. Che facciamo? Il mercato riparatore di gennaio è alle porte, cerchiamo di approfittarne al meglio con giocatori di categoria e qualità. Questi sono i messaggi, ricordiamo per chi magari si fosse collegato adesso, sono i messaggi dei telespettatori che ci arrivano in diretta al nostro numero telefonico. Salve, vorrei fare una domanda al Russo: secondo te il Cosenza Calcio non avrebbe bisogno di un attaccante che ha già giocato in Serie B o uno svincolato che ha giocato all'estero come Riviera? Magari non so se vuoi risponderci tipo adesso Riviera. Dopo. Poi risposte subito e concise, perché abbiamo poco tempo. Ormai lo dice Vox Populi, Vox Dei, chiaramente. Cioè, ormai la voce del popolo è quella dell'attaccante, ha bisogno no? di un 9, un 9, un 11, un 10, uno che fa gol, senz'altro. Vai avanti, vai avanti. Allora, la sfortuna sotto porta, pali e cose varie sono di davvero molto importante. Certo è che, dicendo l'ovvietà delle ovvietà, la banalità delle banalità, avendo Riviera in organico, questa squadra sarebbe stata 5-6 punti avanti. Ok, così come ha detto Alessandro, un telespettatore ha scritto in diretta al nostro numero telefonico scrivendo e specificando: giochiamo benino, ma ci vuole più cattiveria sotto porta, sbagliamo dei gol incredibili, ci vuole un centroavanti forte. Vabbè, poi ce l'hanno con il presidente comunicando di dover fare una campagna acquisti giusta nel mese di gennaio. Quindi riferito al discorso dell'attaccante, insomma, sì, del reparto d'attacco. Un saluto a tutta la redazione, è ora di vincere in casa. Ricordiamo che il Cosenza fino ad ora in casa non ha mai vinto ed il nostro presidente deve rendersi conto che la Serie B è un tesoro che la città di Cosenza non può permettersi di perderlo. Ma il fattore campo non c'è. Questo bisogna dirlo, perché, sì, perché non c'è il pubblico. Serie B, come in Serie A, certo. Era giusto per statistica, Alessandro. Caduto il fattore campo,
si può vincere e perdere, penso, ovunque e contro chiunque, quindi Certo. la questione del San Vito sì, può essere una cosa statistica, però conta veramente poco, anzi forse è una cosa che manca al Cosenza, che è una delle quelle squadre nerborute in casa. Certo, allora poi Franco... Vai avanti, non so se c'è la telefonata perché non riusciamo a vedere Sì, vabbè, abbiamo un le in bassa problema tecnico. frequenza. Ok, chiedo al dottor Segreto e al dottor Russo cosa ne pensino di questa mia impressione. Petrucci e Balulì, anche se giocano in ruoli diversi, quando giocano insieme sembra che si pestino un po' i piedi. Secondo voi è così? Petrucci è? Ok, ripeto la domanda. Chiedo al dottor Segreto e al dottor Russo. Sì, cosa ne pensino di questa mia impressione. Petrucci e Balulì, anche se giocano in ruoli diversi, quando giocano insieme sembra che si pestino un po' i piedi. Ma io non ho avuto per la verità questa impressione perché i ruoli sono completamente diversi. Uno fa il play, Petrucci, l'altro praticamente il trequartista o l'esterno d'attacco, quello che faceva nelle giovanili della Sampdoria, per cui se poi in un momento della gara si trovano vicini possono anche magari urtarsi spalle a spalle, gomito a gomito, ma non mi pare che le posizioni in campo siano uguali perché sono completamente diverse. Con l'ingresso di Petrucci in campo il Cosenza concettualmente è cambiato, che è un giocatore che si vede che ha un'esperienza diversa, non a caso ha una formazione scuola Roma, ha vestito la maglia del Manchester United, è un giocatore che ha visione di gioco, ha tecnica e anche quando deve andare a fare interdizione la sa fare. Balulì, al contrario, è un giocatore ancora sperimentale che non ha un tracciato tattico ben definito e forse è il suo limite, no? Un giocatore che va, che gamba, importante ma ancora non ha definito la sua posizione. Allora, una domanda per Luca Pagliuso, vai. Chiaramente chiedo scusa a Luca se nessuno ha scritto un messaggio per te, ma perché sei appena arrivato e chiaramente nessuno sapeva che fosse nostro ospite. Allora, Abbiamo Luca, fatto una bella sorpresa, no? A livello di una bellissima estemporaneità. Anche se possiamo dire che Enzo Luzzi lo ha annunciato. Ah, Enzo Luzzi ti ha annunciato, ha detto come c'è Pagliuso. Sì, però ricordava magari... papà tuo, Magari molti non erano collegati ancora. Allora Luca, secondo te questo Cosenza ha bisogno di un attaccante come il Pane e di qualcos'altro? Potrebbero arrivare al mercato di gennaio questi nuovi innesti? Beh, premesso che io non sono geloso per i messaggi, visto che qui siamo di fronte a due grandi competenti. Possiamo salutare Marcello Romanelli che ci segue con tutto il suo seguito? Sì. Al seguito anche come di Alessandro, sicuramente un gradito pensiero all'amico e collega Marcello Romanelli. No. Dicevo, qui siamo di fronte a due grandissimi competenti, nonché professionisti, seguono il Cosenza da tanto tempo, quindi è giusto che le domande vengano rivolte a loro. Quando invece all'amico che mi ha appena scritto, io in realtà probabilmente avevo già risposto nel mio primo intervento, ho già detto che secondo me il Cosenza è una squadra importante e credo che quest'anno si possa fare un campionato nettamente più sereno rispetto a quello dell'anno scorso. Se si dovesse riuscire a dare ad Occhiuzzi un attaccante, un giocatore che trasforma il lavoro, secondo me il Cosenza potrebbe essere una sorpresa, anche perché la classifica è ancora corta e il Cosenza può risalire la classifica. Ne sono assolutamente convinto perché l'ho visto giocare quasi sempre le partite di quest'anno e il Cosenza non ha mai perso meritando di perdere una partita. E noi crediamo in Abbiamo quello che stai dicendo. Abbiamo qualche altra cosa, no? Possiamo andare avanti, Stella, se c'è qualche No, altra puoi domanda. andare avanti e poi magari faccio Benissimo, altre domande allora io vorrei introdurre il discorso naturalmente perché poi abbiamo nell'ultima parte sentiamo Crotone, pure il discorso praticamente della Serie B, ne ha già parlato Ezio Luzzi, ne ha parlato anche l'amico Tonino Raffa, Alessandro Russo. Quello che ha detto finora, caro Luca, la Serie B fino a questo momento, le prime 13 giornate, Alessandro ha parlato di squadre importanti, quelle che guidano la classifica, come le Empoli, Salernitana, che insomma è in arnese, oltretutto poi ci sarà l'anticipo questa sera della 14ª giornata contro la Virtus Entella, sulla carta una partita facile e abbordabile, e poi la classifica divisa in due tronconi. Ecco, fotografami tu questa situazione, dopo 13 giornate. È un campionato equilibrato, tutte le squadre sono simili. Non vedo una squadra nettamente più forte delle altre. Ma vedi qualcuno attrezzata per il salto di categoria? Sì, è chiaro che ci sono 5-6 squadre, tipo il Lecce, tipo l'Empoli, che hanno qualcosina in più, ma più a livello di struttura, di compattezza, comunque di squadre che giocano insieme già da tempo, ma non vedo squadre nettamente... Ribadisco, guardate l'andamento anche del Lecce che perde 3-0 in casa col Pisa e anche del Cosenza che fece una grande partita a Frosinone per poi perdere in casa con la Reggiana, quindi voglio dire sono tutte squadre che si giocano le partite alla pari
e questo può essere un campionato che potrà riservare delle grandi sorprese. Attilio Malena, no? Ah, pubblicità. Ok, andiamo qualche secondo in pubblicità, restate con noi. Allora, terza ed ultima parte del play, cara Stella, Etoile, ci dicono che ti devo chiamare Etoile, ti chiami Etoile, no? Va bene, chiamami Etoile. Con questo francesismo. Alessandro, allora mi pare che Luca abbia focalizzato un po' la situazione, il problema. Vabbè, secondo lui non ci sono grandi squadre, tranne ovviamente Lecce, quelle che sono retrocesse alla Serie A. Per il resto è un campionato dove il Cosenza, con un attaccante, voglio dire, da un po' di gol in doppia cifra, ci può stare tranquillamente. Ma io credo che chiaramente Luca ha l'esperienza per giudicare la B, anche se lui disquisisce di calcio a livelli un po' più elevati, è un dirigente che merita le migliori fortune e speriamo di vederlo anche presto in Serie A, dove merita. E poi di gli faccio stare, una domanda su Allegri, che ci porterà calcista. qui Allegri. Detto questo, la Serie B è questa, non è un gioco di parole. Quando uno si siede a vedere una partita di B, difficilmente si può dire c'è una squadra favorita e un'altra. Vero. Perché, ripeto, la partita del Lecce, ma anche il Cosenza che va a Frosinone. Il Frosinone, dopo il Cosenza, c'è stato un casus belli che ha mandato via un po' di giocatori. La vittoria del Cosenza a Frosinone, che era difficile da prendere e da pensare, ha causato un terremoto al Frosinone. Da quel momento si è ripresa la squadra, perché la squadra ha dovuto cambiare il Frosinone atteggiamento. Ok, Franco, scusa se interrompo Alessandro, credo di avere in linea Attilio Malena. Attilio, ci sei? Sì, buon pomeriggio a tutti. Ciao, grazie Ciao, per aver accettato il nostro invito, Attilio. Attilio, oggi abbiamo qualche problemina con i collegamenti, allora niente, hai sentito qualcosa qui con i nostri ospiti, anche quelli intervenuti telefonicamente? Ezio Luzzi, Tonino Raffa, Luca Pagliuso, qui c'è Alessandro Russo, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Eccolo qua. Va bene, Attilio è caduto. È caduta la linea, allora puoi continuare Alessandro, stavi dicendo? No, stavamo dicendo di questo equilibrio che regna nella Serie B, anche se poi la Serie B poi a un certo punto si polarizza. Se non esce fuori il Frosinone di turno, il Pordenone di turno l'anno scorso, che poteva essere il Cosenza con un po' di fortuna, almeno al momento è la squadra più sorprendente dal punto di vista del gioco, è già polarizzato il campionato, perché sono lì, Salernitana, Lecce, Empoli, Spal, e poi la delusione dicono che al momento il Brescia di Cellino, che è uno storico amico anche di Luca, è lì che sta risalendo. Le squadre sulla parte sinistra della classifica sono le favorite. Stamattina c'era un'inchiesta. E poi volevo dire una cosa sulla Regina, Franco. Sì, perché dimmi. Posso? No, perché c'è un'inchiesta sulla Gazzetta dello Sport e lo chiedo dopo. Non so se abbiamo Malena, lo abbiamo recuperato. Pronto Attilio? Sì, buon pomeriggio a tutti. Ok, grazie Attilio, grazie. E allora ti abbiamo recuperato perché oggi non sono dei migliori collegamenti. Hai sentito quello che finora è stato detto sia su Regina che su Cosenza? Sì, sicuramente vivono dei momenti non semplicissimi a livello di condizioni, a livello di autostima, anche se ci sono chiaramente delle distinzioni, come giustamente dicevate in studio. Bisogna comunque ricordare che il Cosenza, nonostante tutto, è in linea con gli obiettivi. Dall'altra parte, purtroppo, riguardo alla Regina, le attese fin qui non sono state rispettate. Nell'ultimo match contro il Cittadella, soprattutto nel primo tempo, qualcosa di buono si è visto, ma nel secondo tempo la squadra è ricaduta negli errori e nelle incertezze che hanno contraddistinto l'ultimo periodo dell'era Toscano. Se ne esce semplicemente con il lavoro e servirà logicamente tempo prima di rivedere una Regina al 100%. Dall'altra parte, nonostante tutto, i problemi del Cosenza restano quelli di concretizzare l'azione offensiva, però resta una squadra come sempre molto molto viva e, ripeto, in linea con gli obiettivi nonostante tutto. Dimmi due cosucce su questo pareggio del Catanzaro contro la Juve Stabia per 2-2 interno e l'altro pari interno tra la Vibonese e il Palermo di Boscaglia. No, poteva essere una vittoria importantissima per il Catanzaro, ma poi alla fine credo che sia mancata quella lucidità in grado di poter portare a casa 3 punti pesanti. Probabilmente il Catanzaro non è ancora arrivato allo step successivo di poter considerarsi come realmente una grande di questo campionato. Tutte le potenzialità per poterlo essere, ha una grande rosa, ha un'identità e una fisionomia fortemente inculcata da Antonio Calabro, ma ripeto, troppo comunque ad un certo punto sbandamento nell'ultima parte di gara, che poi hanno portato al pareggio al 2-2 della Juve Stabia. Per quanto si era visto, il Catanzaro avrebbe meritato tranquillamente la vittoria. Dall'altra parte credo che la Vibonese stia facendo l'ulteriore passo in più.
non solo bella, ma riesce anche a saper soffrire e pareggiare tra le mura amiche contro il Palermo, ringraziando ancora l'estremo difensore Marsonni, un altro punto a favore della formazione guidata da Galfano in panchina. Ripeto, Catanzaro dal mio punto di vista ancora uno step in più per potersi considerare pienamente una grande di questo campionato, nonostante questo campionato venga dominato di settimana in settimana dalla Ternana, e dall'altra parte una Vibonese coriacea che riesce ad essere bella, riesce a soffrire, e l'obiettivo, quello della salvezza, sembra essere realmente alla portata più che mai. Aggiungo io un'ultima cosa, che ieri la formazione di Braglia ha perso per 4-1 l'Avellino a Bari, ok? Esatto. Grazie Attilio, grazie come al solito per la tua partecipazione. Allora andiamo con i messaggi, Stella, vai che abbiamo Crotone. Sì, certo, buon pomeriggio, bravissimo Alessandro, la disamina è eccellente, come sempre manca quella che si chiama fortuna. Il nostro Cosenza ha fatto 3 punti in 2 trasferte, ma ha fatto vedere un bel gioco. Se continua così non avremo problemi di salvezza, ma un attaccante serve come il pane. Il leitmotiv di oggi è l'attaccante, lo sappiamo tutti, insomma. Alessandro Russo, subito direttore generale Cosenza Calcio, questo hanno scritto. Grande Alessandro. Forza Lupi, coraggio, siamo una bella realtà, arriveranno le meritate vittorie e disputeremo un campionato tranquillo. Giochiamo benino, ma ci vuole più cattiveria sotto porta. Sbagliamo dei gol incredibili, e credo che questi avevano già scritto, questi telespettatori. E poi un altro scrive: ma perché si dice che c'è bisogno di un attaccante? Basta solo dare fiducia agli Ozzi e Sueva e giocare sempre con 1 o 2 punti e vedrete che non c'è bisogno di prendere nessun attaccante. Sei d'accordo, Alessandro? Allora, Cosenza sta facendo di far giocare Gliozzi, perché ne discutevamo l'altra volta, l'ultima puntata, sì. Con Trinchera se ne era discusso un attimo. Dicevo Stefano, scusa, ma Gliozzi se non gioca 3 partite di fila, come possiamo dire se è bravo, è scarso, è forte, è fortissimo? Il giocatore è un giocatore che deve farsi, chiaramente, deve farsi, però sta facendo vedere di avere anche un senso, è un giocatore che può stare in questo organico. A mio avviso Cosenza ha bisogno di un giocatore valido, esperto, oppure un giovane tipo Asensio, non so, cito quelli che abbiamo avuto più per le mani in questo periodo, uno che vede la porta, però di Sueva ne abbiamo già parlato, abbiamo detto pure che è un giocatore che non ha neanche il contratto da professionista ancora, tra le altre cose è seguito da Daniele Piraino e da Rosina, è un giocatore che è già richiesto e che il Cosenza deve continuare a far giocare. Però la classifica langue e quindi bisogna stare sempre molto attenti, perché la divaricante tra la tranquillità e l'allarme rosso è molto piccola. Grazie Alessandro, mi dicono che c'è Crotone, dovremmo avere, non so se via Skype o via telefono, la collega del Gazzetta del Sud, Claudia Berlingeri. Grazie Claudia. Non sentiamo il tuo microfono. Tu ci senti? Noi non ti sentiamo, forse è il tuo microfono. Pronto? Ti vediamo ma non ti ascoltiamo. Problema C'è qualche problema evidentemente dello Skype. Via Skype, c'è qualche problemuccio. Va bene, allora, hai sentito l'analisi che ha fatto Alessandro Russo? Sempre perfetta. Perfetta, eh? Sì, sempre perfetta. Andiamo ad introdurre nel frattempo che riprendiamo il collegamento anche via telefono con Crotone, questo Benedetto Cosenza, dico Benedetto perché? Che il Venezia è un cliente in questo momento difficile. Cosenza-Venezia, lo ricordo, domani martedì alle ore 19. Allora, io vi posso dare il mio pensiero. Ci mancherebbe. Il Cosenza non deve temere nessun avversario, perché il Cosenza dal punto di vista del gioco e tiene bene il campo, quindi non subirà mai il Venezia, nonostante il Venezia sia un'ottima squadra e il Venezia sia una squadra di livello. Il Cosenza non deve preoccuparsi del Venezia, il Cosenza deve preoccuparsi di fare la sua partita, sicuramente si creerà delle occasioni da gol perché il Cosenza le ha sempre prodotte, deve sperare di fare un paio di gol per vincere la partita. È chiaro che se la squadra produce 8-9 palle gol a partita e non fa gol, c'è il rischio poi di prendere un'occasione, prendere un gol come è successo con la Reggiana anche, no? Sì, sì. Con la Reggiana in casa il Cosenza ha prodotto tantissimo, ma se la palla non va in porta, a quel punto crollano tutti i ragionamenti, non si può dire all'allenatore quello, quell'altro. L'allenatore mette in condizione questa squadra di giocare alla pari con tutti. Se gli dai un attaccante che trasforma, le partite le vince. Se fa 10 palle gol e non fai gol, ne prendi una contraria, lo prendi, le perdi. Così è semplice.
Alessandro. Infatti un telespettatore risponde Vai. appunto a Luca, sono d'accordissimo con Luca, il campionato è equilibrato e siccome mancano tante partite, Sì. con i dovuti accorgimenti si potrebbe sperare al solito miracolo stagionale. Solito miracolo stagionale, Alessandro. Noi siamo abituati ai miracoli, quindi il Cosenza è una squadra che in questa fase ha la diabendata alla sua, ma anche il merito di giocare un bel calcio. La cosa positiva in questa fase, ci sono due indicatori secondo me, Franco, che sono in contraddizione tra di loro. Quando ci si siede a vedere una partita del Cosenza di sicuro non ci si annoia. È un calcio divertente, è un calcio propositivo, è un calcio organizzato sia nella fase difensiva sia nella fase di non possesso e sia quando si prova a vincere. A Cremona la Cremonese ha dovuto giocare in difesa 80 minuti su 90, mi sembra un indicatore importante, però c'è il problema che se non si fa gol la classifica rimane esattamente come è adesso. Se possibile la rifare vedere questa classifica, che poi è la fotografia della nostra situazione. La vediamo dopo, Alessandro, perché forse abbiamo recuperato la telefonata con Crotone. Vediamo un attimo. Claudia? Eccoci, sì, buonasera Franco. Eccoci qua, Claudia, Gazzetta del Sud. Allora, Crotone 3-1 ha perso a Marassi contro la Sampdoria. Ti devo dire la verità che io ho visto giocare un discreto Crotone, ho sentito anche poi l'allenatore Stropp alla fine, quando Paolo Condò gli ha chiesto, dice forse vi specchiate troppo, siete degli adoni, in una posizione di classifica che è l'ultima, dovreste insomma essere più determinati, più grintosi, eccetera, eccetera. Tu condividi quella domanda che ha fatto Condò a Stroppa? Assolutamente sì, anche perché penso che essendo ultimi in classifica bisogna più puntare sulla sostanza, sulla concretezza piuttosto che all'essere belli. È chiaro che più o meno il Crotone ha gli stessi problemi del Cosenza, perché la sterilità offensiva è palese, l'ultimo attacco del torneo, è sì. Chiaro che poi paghi anche le ingenuità della fase difensiva, perché faccio l'esempio di Ressa, che è un ottimo giocatore quando spinge in avanti, però poi nel momento in cui deve andare a difendere fa fatica, e poi è chiaro che in Serie A la qualità è molto alta e quindi subisci reti da giocatori che alla prima occasione riescono a sfruttarla. Io ho visto un buon Messias, devo dire la verità, ho visto Messias che è uno che ci può stare tranquillamente, è uno di quelli che insomma viene anche marcato bene dagli avversari, a volte picchiato, troppo forse, più del dovuto, Messias. Sì, assolutamente sì, è chiaro che poi quando nel secondo tempo lo arretri a mezz'ala perde parecchio, però purtroppo lui e Simi stanno portando avanti la carretta da inizio stagione, hanno bisogno di rifiatare perché ecco, in 8 giorni domani si giocherà la quarta partita, è chiaro che contro il Parma, la stanchezza si sente. Sì, domani è un altro scontro diretto, perché se con la Sampdoria diciamo che la sconfitta ci può stare, domani assolutamente la squadra deve vincere come ha fatto con lo Spezia, perché è uno scontro diretto, bisogna non perdere terreno rispetto alle dirette concorrenti e quindi domani assolutamente c'è solo un risultato per Stroppa. Senti Claudia, prima di chiudere c'è Alessandro Russo, il collega della Gazzetta dello Sport, ti vorrebbe chiedere qualcosina. Ciao Claudia, buon pomeriggio. Per quanto riguarda l'attacco, la situazione di Rivière, poi, e forse questo, se dovessimo fare un question time sul Crotone, bisognerebbe chiedere al presidente Vrenna, che è un sanguigno, è uno che sente la squadra esattamente come la sentiva il presidente Pagliuso, come una creatura sua e tifoso anche del Crotone, un ultimo elemento, forse un grande attaccante, perché il Crotone gioca delle partite importanti, però esce fuori spesso e volentieri con un pugno di mosche in mano. Assolutamente sì, io penso che si stiano già muovendo per il mercato che aprirà i battenti a breve e io ti dirò di più, io penso che almeno un giocatore per reparto ci vuole, nel senso che a centrocampo hai Cigarini e Benali che sono fuori. Rivière finora diciamo che oltre alla prima gara col Genoa, dove ha pure fatto bene, poi per 10 giornate praticamente è stato infortunato, quindi non si è diciamo che non si è visto Rivière, dai. Esatto. L'amico Riccardo Trevi Sanascai ha detto è un desaparecido, sì, non avrei usato questo termine, insomma. Vorrei dire anche agli amici cosentini che purtroppo sì,
si sarebbe ottenuto di più magari con un Rivière, ma non lo so perché visto che finora è stato infortunato, non so se anche a Cosenza sarebbe stato utilizzabile, per cui è un grande ancora punto interrogativo. Lui come anche Siligardi. Siligardi l'ho visto pochissimo, infatti. Sì, poco e nulla perché non è entrato in condizione, dice Stropp, per cui insomma il direttore Ursino saprà dove andare a pescare. È vero. Assolutamente sì. Grazie Claudia. Ti dobbiamo lasciare perché siamo in ritardo e dobbiamo presentare il prossimo turno. Abbiamo ricordato che il Crotone giocherà contro il Parma. Vuoi ricordare quando e a che ora? Domani alle 18:30. Crotone Parma a Lezio Scida. Grazie e buon lavoro. Ciao Claudia. Buonasera. Grazie. Allora, prossimo turno Serie B. Sì, andiamo a vedere il prossimo turno della 14ª giornata di Serie B KT. Allora, avevo già anticipato Salernitana Entella questa sera. Sì, martedì. Invece ci sarà in campo Cittadella Frosinone, Cosenza Venezia, Vicenza Reggina, Monza Ascoli, Pescara Brescia, Pisa Chievo, Pordenone Cremonese, Spal Lecce, Empoli Reggiana. Abbiamo, se non erro, Franco, anche le designazioni arbitrali. Come no? Per Cosenza Vediamo Venezia. Il Cosenza a chi è stato affidato questa volta? Ok, la sezione CAN dell'AIA ha reso note le designazioni arbitrali relative alla 14ª giornata di andata del campionato di Serie B KT. Cosenza Venezia sarà diretta dal signor Francesco Meraviglia di Pistoia. Meraviglia. Coadiuvato dagli assistenti signor Ciro Carbone di Napoli e signor Pasquale De Meo di Foggia. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Lo conosciamo bene, Pezzuto. Allora, Alessandro, vabbè, conosciamo tutti, adesso è andata a parte, cioè, abbiamo tutto, no? Hai sentito quello che ha detto Luca? Anche tu per Cosenza Venezia e poi naturalmente introduciamo l'Ane Rossi Vicenza Reggina. Vai Alessandro. Cosenza Venezia mi ricorda, mi hai citato Luca, poi mi hai citato Cosenza Venezia, ricordo un Cosenza Venezia burrascosissimo. C'era Di Marzio, 2-2 con Di Marzio dall'altra parte, sì. Una partita con un Cosenza stellare che fece una partita incredibile e finì 2-2, c'era Gregori. E sbagliamo il rigore, Alessio. Con Gregori tra i pali del Venezia. Sì. Diciamo questo Venezia, Luca dice bene, il Cosenza non teme nessuno, non deve temere nessuno. Il concetto del calcio moderno, quello di scendere in campo, di solito quando si scendeva in campo, per esempio, una squadra spagnola, qualunque, tipo l'Osasuna, andava a giocare a Barcellona, andava battuta, invece adesso vanno tutti e se la giocano. Pensiamo a questi livelli, il Cosenza non può temere un avversario, si gioca la partita e la gioca per vincere. Certo è che Zanetti, l'allenatore del Venezia, ed il Venezia, ad onore di cronaca, per quanto mi riguarda, è l'avversario peggiore che poteva capitare al Cosenza. Vogliamo ricordare, ma siccome si parla di attacco, giusto per ricordare a chi in questo momento ha forse un po' la memoria corta, il Venezia c'è un certo Forte, il Venezia c'è un certo Bocalon, il Venezia c'è un certo Aramo, il Venezia c'è un certo De Gregorio che va spesso in panchina, Di Mariano, insomma, sì, voglio dire. Degli ottimi giocatori, ma io stimo molto l'allenatore del Venezia, Zanetti. L'anno scorso era ad Ascoli. È un allenatore che sa il fatto suo. Il Cosenza però giocherà chiaramente una partita per vincere, perché deve farlo, lo dice la classifica, però non vorrei dire che il Cosenza deve anche guardarsi un po' da questa partita, perché è la classica gara dove l'avversario, se gli dai campo, è molto pericoloso. Allora, tu concordi naturalmente con quello che ha detto Alessandro. Sì. Mi introduci per cortesia questo Vicenza Reggina? Come ho detto prima, a me la Reggina non convince, mi sembra una squadra. Vicenza è un ottimo allenatore di Carlo, E Vicenza è un ottimo allenatore, è una squadra che viene dalle retrovie, viene dalla Serie C, quindi c'ha quella solita voglia di combattere, di lottare. È rimasta, diciamo. È quell'ossatura, squadra, club storico, quindi chiaramente il Vicenza è una squadra importante, destinata a fare il suo campionato. La Reggina deve identificarsi, è ancora una squadra alla ricerca di non so che. E ribadisco, se Toscano non è riuscito a risolvere i problemi della Reggina fino alla giornata scorsa, non credo che siano facilmente risolvibili. Una cosa volevo dire su Toscano. E poi sentiamo altri messaggi. Sì, trovo, come si può dire, io comprendo la ragion di Stato, no? Spesso e volentieri l'allenatore paga. Forse la cosa che diceva prima Luca è evidente, è la palissiana. Credo che Toscano è il meno colpevole di questa situazione della Reggina, sì, perché Toscano, tra le altre cose, aveva dato un'identità alla squadra. Si è creata un'aspettativa, secondo me, spasmodica della Reggina con questi nomi, addirittura poi si trattava Rami,
Invece secondo me la linea, per esempio, di Plizzari, del portiere, si è privilegiata un'altra linea che per il momento non paga, però centrare la salvezza a Reggio quest'anno non è una cosa di secondo piano, e siccome Reggio Calabria, ripeto ancora una volta, è una città importante dal punto di vista della tradizione sportiva, la Viola Basket, la Medinex, la Regina, ripartire, darsi una struttura è molto importante, non per forza di cose si deve lottare subito per la Serie A. Stella, allora. Sì, allora abbiamo bisogno urgentemente di un giocatore che finalizzi la mole di gioco che facciamo. Il mercato riparatore di gennaio è alle porte, cerchiamo di approfittarne al meglio con giocatori di categoria e qualità. E poi abbiamo una sorta di domanda, sì, per Luca. Salve, potrei sapere cosa ne pensa l'ex dirigente del Cosenza Calcio, Pagliuso, del presidente della Lega B, Balata, che aveva promesso già dallo scorso campionato di calcio che sarebbe stato applicato in campo il VAR e invece è stato rivisto nuovamente. Non credi, Luca, che i presidenti delle squadre dovrebbero sfiduciarlo e nominarne uno nuovo? Magari un commissario, ce ne sono tanti in Italia. Beh, non credo che la responsabilità sia di Balata se non è stato introdotto il VAR. Credo che non ancora... è stato di Balata, è un problema di fondi. Sì, bravo, esatto. È un problema che attrezzare tutti i campi di B con tutta la tecnologia... Col Covid, senza spettatori. Forse è una spesa eccessiva per i club che non possono permettersi. Non conosco bene il problema, non credo sia... No, te lo posso dire io che l'abbiamo seguito come Corriere dello Sport, la situazione non è una situazione certo che l'introduzione del VAR anche in Serie B sarebbe una bella cosa. Resta comunque, cara Stella, nel discorso playoff e playout. Bene. Sì. Io ancora in Serie B vedo palle che entrano, che non viene concesso il gol, palle cose ormai anacronistiche. Qualcuno mi scrive e mi dice ci sono dei giocatori in Serie B, anche questi che decidono, guardare quando giocavamo noi a Piazza Cappello, mi dicono, proprio per usare una battuta. Ricordate Piazza Cappello quando si giocava a calcio? Non la ricordo. Sotto l'ospedale? È una battuta simpatica, dai. Per motivi anagrafici, però Ale, perdonami Alessandro, per quale motivo Petre non parte mai dal primo minuto ma viene inserito sempre a partite in corso? Questa è una domanda che ti rivolgo io a te. Stella, non sarebbe meglio... Stella, ho capito allora, ho capito subito la domanda. Non sarebbe meglio iniziarla a valutare dall'inizio? Cosa ne pensi? Una scelta non possono giocare tutti. La scelta è ricaduta su Gliozzi, perché è un giocatore sul Cosenza che fa punta, e Petre sarà poi il secondo battuta, è entrato a Cremona. Certo, tutti i 9 non possono giocare, parliamo pure di Borrelli, abbiamo fuori Borrelli, Stagione non ha giocato, il ruolo 1 è, quindi tutti e 2 insieme per forza devono fare staffetta, è una questione proprio di posizione in campo. 30 secondi per Luca Pagliuso e poi andiamo ai saluti finali. Tanti Luca. Su questo sulla punta degli attaccanti. Sacco, Petre, è chiaro Borrelli. Che la maglietta è una, ci sono 3 contendenti a giro, l'allenatore li sta provando tutti, perché è vero anche che qualche partita Roberto abbia dato fiducia a Petre dall'inizio, quindi non è che stia giocando solo gli Ozzi, li sta alternando per rendersi conto quale di questi attaccanti in questo momento possa essere la soluzione migliore per la squadra. Quindi credo che sia una soluzione giusta provarli tutti. Se non vado errato anche Borrelli ha avuto una chance. Quindi più di questo l'allenatore non può fare. Benissimo. Allora io vi ricordo che domani sera ci sarà questo anticipo infrasettimanale della 14ª giornata. Cosenza e Regina giocheranno alle ore 19. La Regina a Vicenza contro la nostra Vicenza di Mimmo Di Carlo, il Cosenza in casa, San Vito Marulla, sempre alle ore 19, contro il Venezia allenato da Zanetti. A te Stella. Ringraziamo tutti voi per averci seguito da casa, vi ricordiamo la nostra replica questa sera alle ore 23 con la diretta replay, ci vediamo lunedì 28 dicembre, buon Natale a tutti voi da noi di Replay. Buon Natale! I nostri ospiti in studio per aver accettato il nostro invito, Luca Pagliuso e Alessandro Russa, il coordinatore della trasmissione. Grazie per averci seguito. E buon Natale!